Cari amici, buongiorno, benvenuti a Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli che vi parla. Oggi è il 27 novembre 2010. Oggi partiamo con le notizie a proposito degli alluvionati del Veneto. Il Tesoro scrive, l'agenzia AGI Roma, 26 novembre, sospesi i versamenti IRAP e IRPEF per gli alluvionati. Questa è una notizia molto importante perché l'abbiamo sollecitata proprio l'altro giorno, dato che nelle buste paghe tutti gli alluvionati, compreso il sottoscritto, hanno avuto il versamento trattenuto dell'IRPEF seconda rata e quindi questo mese si vedranno decurtato lo stipendio di 700-800 mila lire, quelli una tipologia a caso, che ha visto che per esempio sullo stipendio di 1000 euro, perché è già trattenuto di mutui, un impiegato medio porta a casa questo mese 186 euro nel comune di Vicenza. Però qua c'è scritto che il Tesoro ha sospeso i versamenti IRPEF, allora delle 2-1, ma cerchiamo di leggere. Sospesi i versamenti IRAP e IRPEF per gli alluvionati del Veneto dal 31 ottobre al 10 ottobre, lo rende noto il comunicato del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Il decreto, si legge nella nota, sospende dal 31 ottobre al 10 dicembre per i soggetti alluvionati del Veneto i termini relativi ai versamenti del secondo e unico acconto delle imposte dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. E allora noi chiediamo al sindaco Variati perché le buste paghe sono state decurtate. Vabbè che paga adesso, paga dopo, cambia poco, anzi è meglio pagare, ma intanto sono arrivate anche le fatture dei primi danni. Allora i preventivi, e ci sono danni che superano, si avvicinano alle decine di migliaia di euro, se non si deve buttare via la macchina, perché ormai si deve cambiare tutto e costa quasi 5.000 euro per cambiare tutta la parte elettrica delle macchine alluvionate. 5.000 euro, va bene? Quasi 5.000 euro, perché uno fa i conti e dice beh, la macchina vale qualcosa di più, ma insomma la do dentro, me ne danno un'altra, insomma vediamo se a debito possiamo aggiungere debito. Questo è comunque una notizia confortante che per quanto riguarda il governo, lo Stato e l'autorità nazionale in ritardo, magari 26 novembre, ma questo argomento l'ha messo, ma l'ufficio stipendi è stato solerte nell'applicare la decurtazione. Vediamo se i giorni prossimi, lunedì, se gli alluvionati prenderanno lo stipendio decurtato perché l'IRPEF è stato trattenuto dal comune nelle casse del comune di Vicenza, oppure se questi alluvionati verranno aiutati come tutti dicono. Bene, allora andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra notizia che ci può aiutare in questi chiari di luna. Beethoven avrebbe solo da
imparare. Vediamo l'Apicom sullo stesso tempo, sospesi i versamenti IRAP e IRPEF. Maltempo Veneto, sospesi versamenti IRA, IRPEF per alluvionati. Vabbè, non so se vuol dire spostare, sospesi dal 31 ottobre al 10 dicembre, insomma non cambia tanto, perché paga il 10 dicembre, paga adesso, non è che... Lo rende noto il comunicato del Ministero dell'Economia, che annuncia la pubblicazione del decreto ministeriale. La norma, si legge, sospende dal 31 ottobre al 10 dicembre 2010 per i soggetti alluvionati del Veneto i termini relativi ai versamenti del secondo e unico acconto delle imposte di redditi. Questo l'abbiamo letto anche prima, quindi Apicom fa il paio con AGI, due agenzie. Ma vediamo se ci sono altre notizie su questo tema. Anche il Sole 24 Ore sembra che abbia scritto due righe su questo tema, e allora andiamo subito a cercarle, perché tutti i dipendenti pubblici che hanno dei redditi sicuramente e sono alluvionati hanno questo problema. Tra gli altri arriva la mini proroga, dice il Sole 24 Ore, degli acconti fiscali dei contribuenti del Veneto colpiti dall'alluvione per primi giorni di novembre, ma si dimentica il capitolo contributi. Vedi, si dimentica il capitolo contributi. È stato pubblicato ieri sera dal Dipartimento delle Finanze, l'abbiamo già letto. IRPEF, IRES, IRAP. In realtà i pagamenti che si devono fare entro il 27 verranno fatti il 16 di dicembre. Ma allora cosa ci prendiamo in giro? Ma cosa prendiamo in giro questi poveri personaggi alluvionati? Ma lasciamoli stare, paga il 26 di novembre o paga il 16 di dicembre, cosa credi che cambia? A beneficiare della mini proroga, pensa a te, solo le imprese contribuenti indicati negli elenchi allegati al decreto, alle liste nelle quali sono stilate in questi giorni dal governatore Zaia, in qualità di commissario delegato dell'emergenza alluvione, che contengono 3.343 imprese e poco più di 2.700 famiglie, pensa a te. Nel campo delle attività economiche l'area più colpita è quella di Vicenza, mentre il numero più alto di sfollati si incontra a Castelserugo, dove 3.360 abitanti su 5.575 hanno dovuto abbandonare la propria casa. E qui bisogna aprire una parentesi sugli sfollati e sugli alluvionati. La modulistica distribuita ha diviso gli sfollati dagli alluvionati, ma chi è rimasto a casa sua, che stava al terzo piano e aveva il garage al piano terra o interrato, che ha avuto migliaia di euro di danni, pur non essendo sfollato, è stato alluvionato, e in questa maniera però vengono esclusi dal beneficio dell'utilizzo di contributi e di sostentamento e di sostegni. Questa è una prima grave violazione, perché gli alluvionati sono un'infinità, non gli sfollati. Gli sfollati hanno subito il peggior danno perché hanno dovuto abbandonare tutto, ma gli altri sono una miriade, e non si può dividere le persone che hanno subito un tale danno tra sfortunati di serie A e sfortunati di serie B, per cercare di cancellare quelli di serie B e limitare le provvidenze a quelli di serie A. No, devono rispondere dei danni che hanno fatto le amministrazioni pubbliche, che non hanno avvisato. Devono rispondere e non dividere la popolazione. Questo dividi in impera ormai ha stufato. Andiamo avanti nella lettura. Nemmeno il fatto di essere stati inseriti negli enti poi garantisce una sospensione a 360 gradi degli obblighi. Artigiani e commercianti infatti saranno comunque chiamati alla cassa martedì prossimo 30 novembre per versare i contributi previdenziali che seguono lo stesso calendario degli acconti.
Per fermare questo versamento, dice il Sole 24 Ore, non Edar Production o le isole sparse, per fermare questo versamento l'ordinanza resa nota il 16 novembre ipotizzava un provvedimento del Ministero dei Lavori di cui però oggi non c'è traccia. Sacconi, datti una mossa. Questi contributi, a parte il provvedimento di via 20 settembre, viene accolto con soddisfazione vigile dal governatore veneto. Un buon primo passo, sostiene Luca Zaia, ma ora ci aspettiamo che arrivi in fretta la sospensione definitiva. Il rinvio tampone infatti serve a permettere all'economia di effettuare le attività istruttorie previste ordinanza del 13 sugli elenchi inviati dal commissario. Almeno in teoria, infatti, il Ministero potrebbe decidere di depennare dalla lista qualche contribuente che si rivelasse privo dei requisiti necessari per accedere a sospensione vera e propria, come quelle semestrali che in passato sono state concesse per le aree del paese colpite dalle calamità naturali. Invece di aggiungere qualche sfortunato che non si è messo, toglieranno qualcuno che si è messo. E questa, andiamo avanti, che ormai non abbiamo più, come diceva Zaia, neanche le lacrime per piangere in Veneto, ma non importa, diceva la canzone, ma non importa, diceva così la canzone, ma e noi imperterriti raccontiamo queste infamie. Avanti con le infamie. Queste altre due agenzie le abbiamo già lette, quindi torniamo alle news. Va bene, io direi anche di fermarmi qua, ricordando che il comitato alluvionati 1 e 2 novembre è sempre allerta e continua a notiziare sul sito, sul blog alluvionati 1-2 novembre /blogspot.com, a memoria, così insomma citiamo. Quindi cerchiamo di darci una mossa e di venire incontro a questa gente che non ha ancora avuto niente, va bene? Grazie signori se mi avete ascoltato. Edar Production, Isole Sparse, sabato 27 novembre 2010, 27 giorni dopo la catastrofica alluvione su Vicenza. Ancora le persone sono qua abbandonate a se stesse, che non hanno nessun aiuto. Tutti che vogliono moduli, vogliono carte, vogliono documenti, non basta stracciarsi le vesti, portare le foto, i video, non basta più niente qua per essere dichiarati qualcosa. E allora, porca Italia, andiamo via, diceva quella Berto Barbarani. Grazie signori e arrivederci.